Niente da fare ancora per il superbonus, bloccato in attesa di possibili soluzioni. Dopo la brusca frenata con una imboscata durante un Consiglio dei Ministri nel quale i partiti non erano stati adeguatamente informati, sono partite le violente reazioni dell'intero mondo dell'imprenditoria e dei partiti stessi, maggioranza inclusa. Il governo adesso cerca di mettere una pezza e trovare una soluzione che disincagli i crediti bloccati, mettendo d'accordo il Ministero dell'Economia e le categorie interessate. Il tutto dovrà avvenire prima possibile perché la crisi del settore edile è al collasso, moltissimi cantieri in tutto il paese sono rimasti in sospeso ed ancora non c'è una soluzione condivisa tra governo e categorie. Le associazioni di categoria hanno presentato la proposta per coinvolgere le società partecipate ad acquistare crediti, ma il governo sta studiando una soluzione con gli istituti bancari, cercando di rifare i conti per i circa 19 miliardi necessari. Un primo tavolo tecnico è stato già organizzato dal governo in presenza del vice ministro Maurizio Leo, con i soggetti interessati e le possibili soluzioni per sbloccare i crediti fiscali incagliati. Per l'ABI, l'associazione che rappresenta le banche, la soluzione percorribile è quella formulata insieme all'ANCE, cioè l'utilizzo degli F24, i modelli di pagamento delle tasse statali che consentirebbero di alleggerire il carico fiscale aprendo non solo alle imprese ma anche ai correntisti e compensare i crediti. Ci sono diverse visioni e proposte da parte delle categorie, ma l'obiettivo è solo uno: fare in fretta, intervenire subito per dare risposte al settore delle imprese edili, evitare il fallimento delle aziende che non sanno come liberarsi dei crediti accumulati e soprattutto da parte del Ministero dell'Economia far quadrare i conti sulla capienza residua delle banche, coinvolgendo se necessario Cassa Depositi e Prestiti per l'assorbimento dei crediti rimasti bloccati.